Ucciso a colpi di arma da fuoco, forse due, in via Palladio, nel pieno centro di Palma di Montechiaro. È successo questa mattina intorno alle 10:30 a perdere la vita il 45enne Ignazio Scopelliti. Gli investigatori si sono subito occupati dei rilievi ed hanno immediatamente avviato le indagini. I carabinieri avrebbero portato in caserma alcune persone per le audizioni. Il corpo di Scopelliti, bracciante agricolo, sposato e padre di 4 figli, è stato trovato riverso per terra in mezzo alla strada davanti alla sua abitazione. I militari dell'Arma indagano senza tralasciare ogni possibile pista, ma pare che si farebbe strada l'ipotesi che possa essersi trattato di un caso di giustizia privata. Sarebbero al vaglio dei carabinieri le posizioni di due parenti, forse acquisiti, della vittima. Sul luogo del delitto i militari della locale stazione e della compagnia di Licata, quelli del reparto operativo di Agrigento ed il sostituto procuratore di turno Emiliana Busto.